da dove deriva questa riforma, quali ne sono le cause. Ecco, da un certo punto di vista potremmo dire che la riforma costituzionale, la Carta Costituzionale italiana, costituisce ad oggi un grande limite rispetto ai movimenti del capitale finanziario transnazionale, il quale deve abbattere ogni limite per imporre unicamente su scala transnazionale se stesso. La Carta Costituzionale è un limite per il grande capitale finanziario, perché essa è centrata essenzialmente su due concetti ineludibili, che sono in primis il concetto della dignità della persona umana, concetto derivato dalla tradizione cristiana, e in secondo luogo la dignità ineludibile del lavoro, tema derivato dalla tradizione comunista. Questi due temi oggi risultano, nella loro presenza massiccia nella nostra Carta Costituzionale, incompatibili con le dinamiche del capitale transnazionale, che non conosce dignità della persona umana, non conosce dignità del lavoro. In luogo della persona umana vuole vedere il consumatore sradicato, senza patria, senza cultura, senza radici, senza spessore critico, l'homo consumes, puramente alla mercé del mercato e delle sollecitazioni pubblicitarie, e in maniera convergente non riconosce la dignità del lavoro, perché oggi non vi è alcuna dignità del lavoro. C'è la precarietà assoluta, soltanto la precarietà è a tempo indeterminato oggi, e c'è la riduzione dell'essere umano a merce on demand. L'uomo non è una merce, sembra una banalità dire queste cose, ma in tempi di menzogna universale anche le verità più semplici diventano rivoluzionarie. L'uomo non è una merce, ma è un ente naturale generico specifico che ha dei desideri, ha dei sogni, ha dei progetti e che anzi la propria cifra nella progettualità, nella prospettiva e nel radicamento. L'uomo vive nel presente sempre dilatandosi in avanti verso il futuro, progettualità, e sempre radicandosi nel proprio passato storico. Ho fatto questo brevissimo richiamo a questi temi, che pure andrebbero approfonditi, semplicemente per dire che oggi la Carta Costituzionale è un ostacolo per il grande capitale finanziario, che vuole abbatterla, e lo fa appunto utilizzando i nomi e i pretesti legati ai singoli partiti, al nome di Matteo Renzi, della signora Boschi e così via, che sono, direbbe Marx, maschere di carattere, sono personificazioni senza spessore che semplicemente danno voce al grande capitale finanziario, la cui astuzia sta nel fatto che oggi non si rivolge più alle destre, ma si rivolge alle sinistre. Se fosse stata la riforma costituzionale voluta dalle destre, magari il popolo, oggi lobotomizzato, si sarebbe svegliato, avrebbe capito i processi realmente in atto. Il fatto che a farle oggi le riforme sia la sinistra fa sì che il popolo, che inerzialmente ancora affida, non si sa per quali ragioni, una sorta di fiducia elettorale alle sinistre, esegua cadavericamente, accetti cadavericamente quanto avviene.